settimane. Sto morendo, corso sto morendo. Fabri, quando vuoi. Quando vuoi, io sì. Ci tolgo l'effetto della foto. No, l'ho visto. No, dai, un po' Ci sta. Uè, Nike. Sì, ci siamo impossessati di tutto. Io ho fatto la barriera qua sabato scorso. Perché adesso faccio mezz'ora di puntata per dare un po' di e faccio una diretta unica. Faccio un pre-partita un po'. È la grandissima. Ma però no, che audio siamo con questo qua in questo momento? Di audio. Ce l'ho. Alla grandissima. Non me lo lontano. No, a prendere qua sotto secondo me. Non è qua sotto infatti, tu subito qua sotto. Uguale. Allontanamento non cambia il cazzo. Basta che ci portino rifornimenti. Va bene. Io ce li ho. Bravo, inizia a richiedere. No? Poi qua c'è un caldo devastato. Ah, sì. Ma con io l'ho fatta qua, comodissimo, seduto col tablet. Vabbè. Poi tutto che tira le fattissime. Bisogna provare una cosa di cammino sinceramente diretta qua. Però ma proprio. Sì, poi lo provo durante la diretta. Cazzo, però di prima maggio l'ho fatta, no. Un po' X. La cassa magna, cazzo. È una roba di festa a sorso, cazzo. Siamo in diretta? Sì. Perché sto prendendo per no, sì, lo prendo. Via, ci sei, quello vuoi. Non attacca quello. Quindi siamo dal microfono del computer? Ah no, microfono. No, Sai che cambia le. Ma cambia le grafiche? non devi cambiare niente, devi solo andare qua. E lo vede direttamente. Sì, non chiudere, se abbassi più cazzo, così. Non si vede Il coso lo vuoi, papu? più. Devo essere così. Sì. E devo cambiare così. Esatto. Dai, fai la montare quella lì. Tanto sei collegato con il wifi di lì, conferma? Sì, a posto, dai. Eccoci qua amici di Twitch, vediamo la camera, facciamo vedere dove siamo, eccoci qua. Poi i ragazzi si stanno già allenando, riscaldando da una parte e dall'altra. Senori e Torres a fianco a me, il buon Nicola Bianchi, salutiamo. Sì. Eccoci qua, un po' al buio, rotazione il palazzetto, ringraziamo ovviamente la Torres per averci offerto questa postazione. Noi volevamo iniziare da adesso, qualche minuto prima, per fare un po' un recap per quanto riguarda i playoff, un'analisi delle prime partite, già dei verdetti importanti con la Coral Alghero che ha sconfitto per 2-0 la Ferrini. Quindi, esatto, subito
potenzialmente per Senior uno spettacolo per prenderla in maniera divertente, perché così non dobbiamo andare a quarti, però ancora c'è ovviamente una gara 2 da portare a casa, però concentriamoci prima su questa sfida molto interessante che ha visto la Ferrini appunto vincere la seconda partita. Però facciamo ordine, visto che sabato scorso sono state rinviate le partite per via dei funerali del Papa, subito la sfida tra Coral e Ferrini è stata recuperata immediatamente, anzi è stata anticipata il giorno prima con, vediamo qua, ve la trovo subito, con la vittoria all'andata della Coral per 65-70, espugnando così il campo della Ferrini. Abbiamo già parlato anche nel corso della scorsa diretta, però rivediamo anche qua i tabellini. Coral che vince grazie a una prova magica di Saud al ritorno. All'andata soltanto in gara 1 soltanto 3 punti, 12 punti per Cesaraccio, grande prova corale di tutti i ragazzi di Fabrizio Longano. Aspetta, qua pure mi ha lasciato il computer, ma non so come si scende qua. Tu lo sai, Nico. Non c'è il mouse, non riesco a scendere. Vabbè, uso questo, faccio qua così a posto. Niente, risolto. Questi sono i tabellini di gara 1 per una Coral che ha espugnato, come detto, un campo della Ferrini che fino all'anno scorso sembrava inespugnabile, poi anche grazie alle triple di Capitan Merella è diventato un campo, no, un po' più alla portata di tutti. La Torres anche è riuscita a vincere gara 3 assicurandosi la finale l'anno scorso, e la Ferrini così ha preso coraggio, 17 punti di Antonio Cherchi in gara 1, ma poi ovviamente si sapeva che sarebbe stata tutt'altra sfida in gara 2 e niente, la Coral segna sempre 70 punti, ha segnato 140 punti in 2 partite e in gara 2, ovvero ieri, ha vinto di 3 punti, quindi comunque partite sempre dentro i 5 punti tra le due squadre. E io l'ho vista personalmente, è stata una battaglia a tutti gli effetti con la squadra di Fabrizio Longano che ha portato a casa il risultato. Ecco qua, 24 per Graviano non bastano, un po' da solo, in certi momenti aiutato da Marras, è mancato un po' Pedrazzini, onnipresente tutto l'anno, mentre arriva anche la luce per il palazzetto, onnipresente tutto l'anno, ha un po' toppato questa partita, ben difeso da Antonio Cherchi, e Antonio Cherchi si dimostra essere un esperto dei playoff dopo averli vinti l'anno scorso con Senior, adesso porta la Coral in semifinale, la prima squadra a qualificarsi per le semifinali, la seconda è stata Calasetta, ma arriveremo anche a questo. 21 punti per Saud, 2 triple, le trovate anche sul profilo della Coral, 2 triple che hanno deciso la sfida. L'hanno decisa perché hanno galvanizzato il pubblico, hanno creato quell'atmosfera proprio da playoff, e poi nel finale Graviano ha sbagliato 3 tiri liberi su 4 e quella è stata sicuramente la ciliegina per la Coral. Menzione sicuramente, nota a margine per vari Busi, Scalise, Fumanti e Monte, ovvero i giovani della Coral. Cesaraccio ormai, come sapete, è diciamo un giovane che però ha tanti minuti e tanti punti, mentre gli altri hanno dimostrato di essere elementi molto validi. Mi ha impressionato molto Matteo Monte, che ha giocato benissimo i primi 2 quarti, anche Scalise è uscito per 5 falli, chiedo scusa, Fumanti è uscito per 5 falli, Scalise e i vari, anche Busi e Manuzza. Quindi squadra che hai 3 senior che sono troppo duro, Musso, Saud e Antonio Cherchi, e i giovani che gli ruotano attorno. Veramente una bella squadra, quindi Coral in semifinale ed è il primo verdetto di questi playoff. Il secondo verdetto è Calasetta, che ha vinto gara 1, come vedete, 88-81, e poi ha vinto anche gara 2, 57-71. Tenere solo a 57 la pallacanestro Nuoro in casa è una gran vittoria, considerando anche che di questi 57 punti, come potete vedere, arrivano... Cos'è questo numero? Interferenze. Vabbè, dicevo, su 57 punti 28 arrivano da Andres Mariani. Come queste cose? E da Rossi. Vediamo se funziona.
Forse perché Papu sta collegando qualche camera. Sì, devi guarda, questo è il tuo microfono si dà. Si sente male, infatti. No, no, questo è il mio si sente meglio. Vabbè, comunque, abbiamo un piccolo ritorno, ma non fa niente. Quindi non bastano i 28 punti, come detto di Mariani, per Nuoro che si deve arrendere così salutare i playoff, mentre Calasetta fa la voce grossa dopo i 28 punti di Amoruso in gara 1, arrivano anche i 13 punti di Russo in gara 2. Niente, non riesco più, ecco qua, a posto. E anche i 16 di Amoruso che gioca 39 minuti e 25 praticamente tutta la partita e si dimostra davvero un elemento importantissimo per questa squadra. Adesso vedremo come si comporterà Calasetta in semifinale. Quindi da una parte abbiamo già la Coral che aspetta la vincente di Senori Torres e dall'altra Calasetta che aspetta la vincente di Olimpia Cagliari Sant'Orsola e signori e signore, già un primo verdetto incredibile, a parte quello della Coral, è stata la vittoria esterna del Sant'Orsola in casa dell'Olimpia Cagliari. Davvero una prova sensazionale degli uomini di coach Lello Porcu, assistito da Amedeo Corrias, che hanno fatto un lavoro veramente pazzesco con questi ragazzi. E vabbè, il ritorno è solo per noi. Lavoro pazzesco con questi ragazzi, ben 4 in doppia cifra, Nicola Pisano 15, 14, Michele Cipriano un fattore, 14 punti in 17 minuti, l'ha decisa lui praticamente con i canestri da sotto, la sua prestanza fisica. 16 Scano Manunta e 10 per Bertolini a mezzo servizio, comunque ha messo 2 triple fondamentale l'ex Innovius Sennori, 7 anche per Vargi 11 minuti, davvero una squadra che dimostra di essere compatta, giocano tutti, e poi l'elemento in più Nicola Pisano, ex Torres, 34 minuti, 15 punti, una difesa sensazionale e quindi chiedo scusa, il Sant'Orsola che così si candida per un posto in semifinale e ha già subito il match point nella racchetta in gara 2 che verrà giocata il 3 maggio, ovvero dopodomani alle 6 al Pala Simula. Mentre cala il silenzio qui al Palazzo della Divini perché le squadre sono rientrate negli spogliatoi, manca tanto, 35 minuti all'inizio della partita. Mentre il nostro Papura ovviamente sta sistemando tutte le camere anche in trasferta. E niente, parliamo un po' anche della sfida tra Olimpia Cagliari e Sant'Orsola. Primo quarto combattuto, secondo quarto dove Sant'Orsola ha provato a fare la voce grossa e poi il quarto dove in questo sport si decide praticamente tutto. Soltanto 10 punti segnati in casa dall'Olimpia Cagliari. Questa è davvero un unicum, quasi mai è successo per la squadra di Roberto Zucca segnare solo 10 punti e il Sant'Orsola li ha limitati molto bene. Il Sant'Orsola che è un diesel in questo campionato, sta riuscendo a carburare pian piano. Ricordiamo che ha perso con la Dinamo Academy, l'ultima in classifica, ma è riuscita a battere la seconda in gara 1 di playoff, quindi avere una squadra che può vincere e perdere con tutte. È davvero importante il lavoro che stanno facendo i due allenatori, puoi segnare 25 punti in un campo così caldo e soprattutto tenere i vari Delia corsi sotto la doppia cifra, se non sbaglio, sicuramente Delia non ha superato la doppia cifra. Infatti Delia ha segnato 8 punti e Corsi lo stesso, due giocatori che praticamente sempre sono andati oltre la doppia cifra, il Santos è riuscito a limitarli e non poco. E mentre sento tanti rumori sottofondo di ritorno, questo vuol dire che Papura si sta adoperando per mettere le camere, per farci avere più inquadrature possibile.
E niente, quindi mezz'oretta all'inizio della partita possiamo darvi giusto qualche altra informazione. Come detto, si giocherà fra 2 giorni, gara 2 tra Sant'Orsola e Olimpia Cagliari. In caso di vittoria di Seniori quest'oggi avremo già 3 squadre qualificate su 4, senza ancora una gara 3 disputata, quindi 2-0 Ferrini, 2-0 Calasetta e, in caso di vittoria di Seniori, 2-0 anche per i Tauri. E in caso di vittoria di Olimpia Cagliari sarebbe l'unica gara 3, appunto quella tra la squadra di Roberto Zucca e la squadra di Loporto. Vedremo se le squadre riusciranno a vincere tutte e 2-0 o ci sarà bisogno di una gara 3, diciamo, che fa anche specie, ma è questo il clima playoff, che la prima e la seconda abbiano sofferto. Seniori abbiamo tutti negli occhi quel tiro di Simone Casio che ha rischiato di vincere e di togliere così l'imbattibilità a Seniori, e poi l'Olimpia Cagliari che ha perso. Quindi la prima e seconda non sono andate così lisce al primo turno, ma è questa la bellezza dei playoff, che le squadre un po' le outsider possono anche dare fastidio alle prime. Nel mentre abbiamo un attimino inquadratura, vi faccio vedere i ragazzi che entrano in campo, eccoli qua. Ovviamente abbiamo il nostro magico Nicola Bianchi, poi avremo la videocamera. Sono appena rientrati, eccoli qua, sono appena entrati agli spogliatoi, sono in campo, adesso inizia il riscaldamento. Notizia, l'anticipo, poi lo ricorderò anche in diretta, non è presente, non è della partita, purtroppo, Federico Tola, causa febbre, è rimasto a casa. Questa comunque è un'assenza pesante per Sennori, perché è un giocatore imprescindibile, soprattutto perché sta pian piano rientrando nei meccanismi di Coach Piras, e quindi oggi dovrà fare a meno di lui. Sono curioso, nel mentre lo faccio insieme a voi, di dare uno sguardo, se riesco. Penso che, vediamo un po', statistiche, se ci sono i marcatori per quanto riguarda i playoff, li divide per quarto, diciamo. Quindi andiamo a vedere, ecco qua. Nella sfida tra, ecco qua, amici, lo vedete in grafica, nella sfida tra Ferrini e Coral, come detto, vinta dalla Coral 2-0, abbiamo una media di 20 punti di Mauro Graviano, che dimostra essere il leader di questa squadra, il leader incontrastato, però non è bastato comunque per portare a casa la vittoria. E Saud, secondo miglior realizzatore della serie, con 24 punti in 2 partite. Antonio Chieti segue a 20. Grande sorpresa, Gioele Busi, 19 punti, 9,5 di media. E poi Musso con le 19, 4 su 5 sono giocatori della Cora. Dimostra questo anche appunto, dimostra il fatto che la Cora è riuscita a portare a casa la serie. Poi l'altro quarto di finale già concluso, che è quello tra, vediamo un po', appunto, Calazetta e Nuoro, e vediamo anche in questo caso il giocatore con più punti è il giocatore della squadra sconfitta, Mariani, 50 punti in 2 partite, ovvero 25 punti all'attivo, e Kevin Amoruso con 44, e come vedete anche qua poi ne abbiamo 3 su 5 della squadra che ha vinto, quindi questa è una, diciamo, una chiave statistica per questo inizio playoff. Facciamo invece un paragone tra le 2 partite già terminate, perché ancora tra le 2 serie, chiedo scusa, già terminate, perché le altre ancora devono completarsi, quindi non possiamo fare questo paragone. E se andiamo a vedere le due sfide, vediamo appunto che è Mariani il miglior realizzatore, Amoruso il secondo, Graviano il terzo. Comunque 3 su 5
sono 2 su 5, chiedo scusa, sono delle squadre sconfitte, nei primi 3 ce ne sono già 2, Mariani e Graviano con 50 e 40, mentre si sente anche la Torres che si carica in spogliatoio, sicuramente ha preso fiducia dopo la sfida in gara 1 e niente, c'è anche il nostro Papura che adesso viene a farsi, sente un po' di ritorno, questo sicuramente dicevo è Papura che stava piazzando le camere, però io mi sento benissimo in diretta, lo sento solo io questo. Ecco la nostra Magico Papura. È arrivato il caldo, è arrivato l'estate, ma lui non molla, ragazzi, è sempre qua, ecco. Sono imbarazzante, cazzo, una cosa così. Prossima settimana Chico Merella e Papura andranno a tagliarsi i capelli, segnatevelo. Ah, l'hai tolto? Ah, sono muto io. No, ho tolto il rumore, adesso metto... Sì, tanto ho già enunciato tutti i risultati, 12 spettatori che hanno seguito il prepartita, adesso noi collegheremo la videocamera e niente, fra un po' inizierà il riscaldamento. Chiedo a Papura cosa ne pensi di questi primi verdetti, davvero pazzi, come abbiamo detto, e stavo facendo vedere questo momento, come vedi qua in grafica. FIP ci regala emozioni, i migliori realizzatori delle sfide già concluse e abbiamo notato che Mariani e Graviano sono nella top 5, ovvero primo e terzo, e sono i due che sono usciti. Mariani 50 punti in 2 partite, ovvero 25 di media, e Graviano 42, ma hanno perso. Quindi comunque una squadra, questo la statistica è una squadra il go to guy, come si dice in America, che fa tanti punti, però poi è una squadra che perde. Quindi in questa Serie C avere il grande trascinatore spesso equivale a abbandonare il playoff, ma chissà se questa statistica verrà ribaltata o meno. Niente amici a casa, noi mancano 25 minuti, adesso possiamo anche iniziare a collegare la videocamera e farvi godere il prepartita. Le squadre sono in campo come vi ho fatto vedere dalla inquadratura precedente e niente, ci tenevamo a fare questo piccolo prepartita per darvi il quadro generale. Quindi Sennero in caso di vittoria trova la Coral già in semifinale, dall'altra parte Sant'Orsola in caso di vittoria dopodomani trova in semifinale Calasetta, ce ne saranno delle belle. Rimanete collegati 25 minuti e si inizia proprio in contemporanea con l'applauso del pubblico, palazzetto che sta per tingere di verde. Mi raccomando, fate merenda, ma rimanete collegati con noi qui su Twitch.
po' troppo. So già che diventerà brava come lei. So già che torneranno per il bis. Ne so già che mi cercherai ancora, perché so di buono. Olio secchi, l'olio che sa. So già che profumo avrà questo pane. So già che ne metterà un po' troppo. So già che diventerà brava come lei. So già che torneranno per il bis. Ne so già che mi cercherai ancora, perché so di buono. Olio secchi, l'olio che sa. So già che profumo avrà questo pane. So già che ne metterà un po' troppo. So già che diventerà brava come lei. So già che torneranno per il bis. Ne so già che mi cercherai ancora, perché so di buono. Olio secchi, l'olio che sa.
Keep it real with my niggas, keep it playing for these hoes. And look clean, don't it? Washed it the other day, watch how you lean on it. Eat me some 501 jeans on it, roll joints bigger than King Kong's fingers. And smoke them hoes down to they stingers. You a class clown, and if I skip for the down with your bitch smoking grade A. It's like I'm 17 again, peach fuzz on my face. Looking on the case, trying to find a hella taste. Oh my God, I'm on the chase. Chevy, it's getting kinda heavy. Irrelevant, selling it, dipping away. Time keeps slipping away. Zipping the safe, flipping for pay. Tipping like I'm dripping in paint. Up front, 4 blunts like a leaf. Put the wheat in the J. Hey. So what, we smoke weed, we're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out, that's how it's supposed to be. Living young and wild and free. And I don't even care, cause if me and my team in here, it's gonna be some weed in the air. Tell 'em Mac, blowing in, we'll be going in. Now you knowin' when I step right up. Get my lighter so I can light up. That's how it should be done. Soon as you thinking you're down, finally turn things around, now things are looking up. From the ground up, pound up this Taylor game. So turn my sound up and roll up and do my thing. Now I'm chillin', fresh out of class, feeling like I'm on my own and I could probably own a building. Got my own car, no job, no children. Had a science project, me and Mac killed it. THC, MAC, DED, HD3. Hi, it's me. This is us. We gon' fuss and we gon' fight and we gon' roll and live so on. So we get drunk, so what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free. Yeah, roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun. So we just roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun. So what, we get drunk, so what, we smoke weed. We're just having fun.
E quindi di questo playoff di Serie C. Ermetto pronto per questa gara 2. Abbiamo negli occhi la tripla di Simone Casu, che è andata a un passo da infliggere la prima sconfitta alla Enoview Senior di quest'anno, e invece si è stampata sul ferro che ha sorriso ai Tauri, e continuano così con il percorso. 21esima vittoria consecutiva, gara 1 assicurata, e adesso possibilità di chiudere la serie qui al Palace di Vigni, campo che evoca dolci ricordi. Gara 4 lo scorso anno, dove i senoresi hanno vinto la Serie C. Quest'oggi già una novità in quintetto, come detto nel prepartita, assente Federico Tola, e quindi al suo posto Simone Piras in quintetto, e il fratello del coach in compagnia di Andrea Cordeda, Giri Ubalek, Capitan Merella e Alessandro Pisano. Dall'altra parte siamo felici di vedere Stefano Trucchetti, reduce dal Carrerai in Serie A, 7 punti nella scorsa giornata in quel di Trento. Quest'oggi in quintetto con la Serie C in compagnia di Enrico Casu, Stefano Pired, Edoardo Raffo e Federico Tanda. È tutto pronto. Fancellu e Mameli gli arbitri della partita. Palla 2 alzata in questo momento al signor Mameli, possesso Seniori, come al solito gestito da Andrea Cordedda, specialista dei primi tiri dei Tauri. Infatti subito si isola contro Raffo, 1 contro 1, respinta dal ferro, e quindi prima azione offensiva della Sef Torres. Ovviamente saluto Nicola Bianchi e Papura con me qui in postazione. Io farò compagnia a Nicola, tutta la partita in piedi a fianco a lui, mentre Pireda va sino in fondo, 2 sicuri, terza in arrivo, parte forte la Torres. Papura può stare gentilmente seduto,
Io invece devo stare in piedi, se no non vedo la parte più vicina a me, ma è più bello, così allentiamo un po' la tensione. Nicola, cosa... Siamo d'accordo, no? E quindi Piredda, uno dei migliori, anzi il migliore a livello realizzativo per i suoi in gara 1, e parte subito con le marce elevate. 3-0. Sono sicuramente sotto la lente il momento di difficoltà dei Senolesi in gara 1, ma è normale, anche fisiologico dopo una stagione praticamente perfetta. Eccolo qua, Giri Ubale che aveva litigato con il ferro in gara 1, adesso però si fa trovare pronto benissimo con un alto basso sfruttato nei pressi del ferro da Andrea Cordeda. 3-2, neanche un minuto se n'è già andato. Trucchetti, finta la tripla, step back contro Simone Piras, pregevole canestro di Stefano Trucchetti, step back bellissimo e 3 punti per lui. Merella, palla in mano contro Enrico Casu, si vuole cavalcare Cordeda contro Raffo, si chiude la difesa, ma Andrea Cordeda è semplicemente più bravo di tutti, ne mette 2 e Senori lì a -2, già partita con un ritmo elevato. Trucchetti viene chiuso da 2 maglie verdi, Raffo vuole attaccare, si svita, scarico nel nulla direttamente a coach Carlini. Quest'oggi torna a essere il primo allenatore in Serie C. E poi Simone Piras già dall'altra sbaglia però i 2 punti e quindi Trucchetti può già correre dall'altra parte. Enrico Casu marcato da Merella, si fa vedere Raffo, specialista dai tiri da 3 punti dall'angolo, in questo caso il tiro però si stampa sul primo ferro e quindi ancora una volta Trucchetti recupera il possesso nuovamente per Raffo nell'angolo per Tanda, si muove bene la palla nell'attacco della Torres. Trucchetti da oltre 7 metri, tripla, la seconda nella sua partita. Stefano Trucchetti, 6 punti e 9-4, massimo vantaggio Sef Torres. Ottimo assolutamente l'impatto del classe 2006 che sta facendo vedere ottime cose in questa inizio partita. Pisano libero di colpire da 3 punti. Alessandro Pisano, come detto nella scorsa diretta, il neopapà Alessandro Pisano ha avuto da poco la felice notizia della nascita della piccola Ludovica e realizza da 3 punti. Enrico Casu va sino in fondo e il canestro è buono, con l'arbitro che ha titubato, alla fine ha dato il canestro buono. 2 sicuri, terzo in arrivo, secondo potenziale gioco da 3 punti della Sef Torres, fallo di Merella e giro in lunetta per Enrico Casu. Trucchetti e Casu che hanno totalizzato più di 60 punti nell'ultima sfida di Under 19, a dimostrazione di quanto i due siano abili nell'1 contro 1. Sì, mentre Nicola si può anche togliere la cuffia di servizio in quanto mi ha letteralmente attaccato al suo orecchio sinistro. Sbaglia però Enrico Casu il secondo tiro libero. Chiedo scusa, il tiro libero aggiuntivo ovviamente. E quindi segno già dall'altra parte. Cordeda si alza da 3 punti, primo ferro. Ubalek fa il vuoto a rimbalzo, poi però non riesce a realizzare. L'ultimo tocco è di Enrico Casu, controlla il pallone. Trucchetti elude l'intervento di Simone Piras e torna da Raffo, attacca Tanda sulla linea di fondo, si protegge con il ferro ma ha un cliente difficile, ovvero Giri Ubal che lo stoppa. Merella vola sino in fondo e va a subire il fallo di Stefano Piredda e chiede il fallo antisportivo il numero 12. E si alza il coro dei tifosi senoresi che come al solito hanno riempito il palazzetto di verde. Piras aspetta l'uscita di Merella, mette i piedi a posto contro Enrico Casu, 6,5 ancora da giocare, palla rubata da Tanda, non si riesce a servire con regolarità Ubalek nei pressi del ferro. Piredda per Casu, vuole attaccare, chiuso Enrico Casu, infrazione di passi del numero 14, vittoria della difesa, 11-7 Torres.
Pisano aspetta l'uscita nuovamente di Merella, cala il silenzio al Palazzo Radimini, ma è una rarità che è una partita che vivrà di decibeli elevati. Simone Piras fino in fondo, primi 2 dei suoi playoff, e -2 Seniori che pian piano torna lì. Piredda, palleggio vivo, fuori da tanda, non guarda neanche il canestro, torna immediatamente dal numero 11 di Macomer. Vuole attaccare, ancora Piredda, scarico all'ultimo per Raffo, ultimi 10 secondi dell'azione. Raffo, finta il tiro con Cordeda che gli sporca la conclusione. Se non li sta facendo, la voce grossa in difesa. E quindi Ubalek, lancio da quarterback a servire Pisano che in qualche modo controlla il possesso. Aspetta Cordeda, sfida fra numeri 3, collassa Trucchetti nell'area e lascia liberissimo Merella per una tripla. Eccolo qua il capitano, e Segno rimette il naso avanti con la specialità della casa, ovvero il tiro da 3 punti. Casu vuole attaccare, fuori per Raffo, arriva il fallo, secondo fallo di Enrico Merella. Trucchetti rimette in gioco per Raffo, a 14 secondi per concludere la Torres. Si affida ad Enrico Casu, si chiama il pick and roll centrale contro Cordeda, vuole andare fino in fondo, battuto facilmente, alza la parabola però non riesce a trovare la realizzazione, oscurato anche dalla difesa senorese. Merella in transizione, tripla, primo ferro e poi c'è Giri Ubalek. Nuovamente a rimbalzo, ben 11 rimbalzi offensivi nell'ultima partita, ovvero in gara 1. Il massimo vantaggio Seniori 14-11 al Palace Radimini. Piredda nel mentre attacca, ma arriva al fallo di Simone Piras. E primi cambi d'arrivo, Marco Piredda al posto di Tanda, si abbassa il quintetto. Dentro Trucchetti e -1 Seth Torres. Siamo entrati nella seconda metà di primo quarto, davvero una bellissima partita e ovviamente cornice di pubblico notevole come al solito al palazzetto di Sassari, con Pisano che finta, si prende il tiro, sbaglia e poi il rimbalzo di Trucchetti, subito marce elevate, vuole provare a attaccare, si arresta ai 3 punti, palleggio vivo e decide di ragionare con i suoi compagni. Se ne sono già andati 10 secondi nell'azione. Trucchetti a metà campo con gli occhi anche dietro, si alza da 8 metri abbondanti. Che canestro di Stefano Trucchetti con una facilità irrisoria al numero 1, nuovamente +2 Seth Torres. Adesso capite perché è in pianta stabile nei 12 in Serie A Merella, un altro che è stato nei 12 in Serie A nel 2015, sfida fra due campionissimi. E Merella però qua ingenuo a cercare palla, e il terzo fallo di Capitan Merella in 6 minuti. Tegola per Seniori, Merella che abbandona la partita, entra però ovviamente un cambio di lusso Alessandro Verric e anche Stefano Puggioni. Si è fatto ingolosire Merella in questo caso, il fallo è giusto, terzo fallo, lo sa anche lui, si accomoda in panchina, dovrà stare molto attento da qua alla fine del match, mentre Trucchetti scollina quota 10, sbaglia però il secondo, quindi si ferma a quota 11 punti. Verlic immediatamente lasciato libero di colpire da 3, secondo ferro, si combatte a rimbalzo, Cordeda la meglio, ancora Cordeda, vuole attaccare, si chiude la difesa, poi Ubalek segna, subisce il fallo, Andrea Nuetta col tiro libero supplementare, Shiri Ubalek, nuovo +1 per la Innovius Seniori.
realizza il libero aggiuntivo Ubalek e ovviamente c'è anche il pubblico delle grandi occasioni, Jack De Vecchi, ma anche sotto di noi sta passando più in questo momento coach Massimo Bulleri. In questo momento coach ovviamente, ma noi lo conosciamo bene per essere stato un grandissimo giocatore, nonché molto amico di Giri Ubalek, ma Trucchetti, altra tripla di Stefano Trucchetti. Dicevo, con Bulleri molto amico di Giri Ubalek, i due hanno giocato insieme con la maglia dell'Umana Reyer Venezia. Ed è Trucchetti contro il segno di questo primo quarto, 20-19. Vuole rispondere Stefano Pugioli, tripla del numero 5 maglia seniori, che sappiamo bene quanto è importante per lui iniziare realizzando e vedendo la retina muoversi, lui che è un grande realizzatore. Enrico Caso ancora, stavo per dire a corto di punti, ma aveva già realizzato e lo fa nello stesso modo con cui ha sbloccato le marcature personali, ovvero con un canestro e fallo. Capacità di portarsi i difensori sin sotto canestro e poi subire il fallo. Questa è anche tutta la trafila con la next gen che stanno facendo questi ragazzi, che stanno davvero disputando tante partite all'interno di una stagione, non solo con la Serie C ma anche con l'Under 19, con la next gen e qualcuno anche con la Serie A. Nel mentre è un piacere rivedere in campo per la Sef Torres Marco Vasselli con la maglia numero 13, infortunato tanto tempo ai box, torna con la sua squadra, lui importantissimo, convocato anche con la maglia della Dinamo in prima squadra, e pian piano sta ritrovando i pezzi migliori la Sef Torres, che come sapete rispetto alla squadra dell'anno scorso deve fare a meno di Alessandro Dore, sta giocando in quel di Bergamo, ma anche Riccardo Pisano che gioca in quel di Fabriano. Comunque merito questi giocatori di aver raggiunto il continente, stanno disputando ottimi campionati in B-interregionale. +1 Sennori con il possesso per Cordedda, anzi +1 Torres ovviamente, il Sennori che è sotto di una lunghezza e rimane sotto 23-22 con l'errore di Andrea Cordedda, e quindi Stefano Trucchetti, 2-12 alla fine del primo quarto. Ancora una tripla da casa sua. Sono 5 le triple di Stefano Trucchetti, che non sta sbagliando niente, la sta sentendo parecchio questa partita. Mamma mia che giocatore, che momento del numero 1 Verlik per rispondere. Alessandro Verlik dedica la tribuna, si stanno superando i giocatori in campo. Primo quarto scoppiettante, Trucchetti altra tripla, primo errore, chiede scusa alla panchina ma ovviamente doveva prendersela. Ubalek li ruba palla Marco Pireda, Trucchetti supera la metà campo, 3 contro 1, bellissimo lo scarico per Pireda, +3 Torres, e c'è da prendere il fiato in questo primo quarto. I giocatori che la stanno vivendo in apnea. Verlik sotto per Ubalek, anticipato da Raffo che esulta per questa vittoria difensiva. Libero Trucchetti da 3 punti, dall'angolo, palla che entra ed esce, 5 su 7 da 3 in questo avvio. Sembra che più difficili sono e più li segna Stefano Trucchetti. Enrico Casu si deve prendere un tiro impossibile, ma niente impossibile per questi due. Altra tripla, sono 7 triple in primo quarto per la Sef Torres. Pazzesca sfida al Palaserra di Migni, pazzesca davvero. Pugioli, palla in mano, ancora Pisano per Verlik, sotto per Ubalek in questo momento, la palla non arriva, fallo di Raffo, si spiegano i due, e sempre con quella faccia Edoardo Raffo. Cambio nel mentre, da una parte Simone Casu e Tanda e dall'altra torna in campo, anzi fa il suo esordio Matteo Cabras. Ottima prova per lui in gara 1, 15 punti. Ultimi 35 del primo quarto. Verlik palla in mano, prova a caricarsi la squadra Alessandro Verlik, lui che è un ottimo realizzatore. Che palla sotto per Matteo Cabras, che si fa trovare pronto con 2 punti. E occhio a sottovalutare Alessandro Verlik, che è capace
di tirar fuori prestazioni. È il suo campo! È il suo campo! Conosce bene questi palcoscenici. Trucchetti subito per Simone Casu, palleggio, arresto, scarico, Vasselli dall'angolo, primo ferro, finisce qua. Il primo quarto di gioco si va a riposo con la Innovius Seniori sotto di 4 punti per 31-27, ottima partenza della Sef Torres guidata da Stefano Trucchetti, già 5 triple, adesso piccolo spot e poi statistiche del primo quarto. Questo è un momento nuovo dove ho messo alla prova Papura dicendo piccolo spot tipo Sky, super spot e poi torniamo. Papura ovviamente non aveva niente pronto, ma arriva il super spot, amici. So già che profumo avrà questo pane. So già che ne metterà un po' troppo. So già che diventerà brava come lei. So già che torneranno per il bis. E so già che mi cercherai ancora, perché so di buono. Olio secchi, l'olio che sa. So già che profumo avrà questo pane. So già che ne metterà un po' troppo. So già che diventerà brava come lei. So già che torneranno per il bis. E so già che mi cercherai ancora, perché so di buono. Olio secchi, l'olio che sa. Primo quarto con Giriubalek a quota 7, ha già pareggiato gli interi punti realizzati nella intera gara 1, 5 per Capitan Marella, 3 a testa per Pugioni, Verric e Pisano. Dall'altra parte ovviamente miglior realizzatore Trucchetti, nonché unico giocatore ad aver superato la doppia cifra, 18 punti con 5 triple. Mamma mia che partenza di Stefano Trucchetti, che ovviamente continua a essere in campo, 0 falli, tra l'altro mi suggerisce Papura da non sottovalutare. Casu, tripla sbagliata, Cabras combatte e ottiene la meglio. Pugioni subito per Verric, mette piedi a posto, tripla in transizione per Alessandro Verric, primo ferro. Cabras ancora una volta un fattore a rimbalzo. Cordedda di nuovo per Verric, altra tripla, questa volta nuovamente sul primo ferro. È giusto però il tiro e quindi Vasselli vuole attaccare Ubalek. Vasselli fino in fondo non trova i 2 punti, ma trova il rimbalzo la Sef Torres. Il tiro di Vasselli non ha preso il ferro, quindi stanno per scadere i 24. Bravo Cordedda a rallentare Trucchetti, che è costretto a riattaccarlo. Si arresta in un fazzoletto nell'angolo per Tanda, chiamato al tiro, si fa trovare pronto anche lui. E attenzione, la Sef Torres prova a scappare via. Più 7, massimo vantaggio nell'intera serie per la squadra di coach Carlini, che richiama al cubo dei cambi Pineda. Fallo di Trucchetti, arriva il primo fallo di Stefano Trucchetti ed è prima volta, esatto, che stiamo anche sotto nel punteggio per così tanto tempo. La Torres ha stabilito un record, ovvero aver perso di soltanto 2 punti contro Senori. Nessuno c'era mai riuscito, soltanto l'Antonianum che ha perso di 6 punti in quel di quarto, a dimostrazione che i playoff sono davvero un altro campionato. Ubalek riceve il tiro, rimbalza le volte sul ferro, sta litigando il nostro gigante con la maglia numero 40 in questi playoff, ma come detto occhio a sottovalutare il cuore di questi campioni. Trucchetti, fallo subito da Cordedda.
Sicuramente le percentuali della Sef Torres sono molto alte in questo avvio di partita, a dimostrazione di quanto sentano il match questi ragazzi, e ovviamente si gioca anche in casa, quindi è normale che abbiano percentuali più alte rispetto a gara 1, ma stanno giocando davvero molto bene. Altro tiro piede a posto da 3 punti, questo non va. Il rimbalzo di Matteo Cabras, immediatamente Puggioni prova ad alzare il ritmo, la Innoviu Seniori sotto per Cabras, si gioca con addirittura 3 lunghi per Seniori. Cordeda, Cabras e Ubalek si vuole sfruttare la fisicità, Cordeda sbaglia, poi conquista il rimbalzo e va in lunetta con 2 liberi. Uno su 2 per Andrea Cordeda, con il pubblico della Sef Torres che si fa sentire, sembra di rivivere il clima delle finali dell'anno scorso, e infatti questo è un rematch della finale dell'anno scorso. Enrico Casu da 3, sta tirando tantissimo da 3 punti la Sef Torres, passaggio deviato, possesso Innoviu, torna Pisano e va a riposarsi Giri Ubalek. E ovviamente, come sempre, il rumore che sentite sono i tifosi senoresi, presentissimi anche questo già al Palazzo Radimigli. L'errore di Puggioni da 3 e poi arriva un fallo fischiato a Verlik. E time out in campo, chiamato da, se non vado errato, Antonio Carlini. Più 6 Sef Torres, 34-28. Ringraziamo per la diretta odierna 2 nostri partner, Sun Service e Franco Manca, come al solito. Come sapete, durante tutta questa stagione ci stanno al fianco ogni giorno i nostri partner. Per questa diretta ringraziamo Sun Service e Franco Manca, 2 specialisti nel loro settore e nostri partner per quest'anno. Sono davvero imprescindibili tutti i nostri partner che collaborano e ruotano attorno al mondo della Innoviu Seniori e contribuiscono a vivere questo spettacolo, ovvero la pallacanestro. Eccola qua l'inquadratura nel mentre di Papura da fondo campo. Ci godiamo la rimessa con questa inquadratura. No, è dalla, chiedo scusa, ho sbagliato canestro. Anzi, ci possiamo godere l'azione con quella inquadratura, dai, perché no? Quindi aspettatevi, come al solito, anche nelle partite in trasferta, queste inquadrature ormai non più inedite, perché ormai, se non sbaglio, 7-8 partite con più inquadrature, replay, e devo dire con molti commenti più che positivi. E a noi ci fa assolutamente piacere. 7:20 da giocare nel secondo quarto, 34-28. Possesso Sef Torres, Simone Casu palleggia, resta il tiro. 2 punti e più 8. Fondamentale per la Sef Torres trovare i punti senza Stefano Trucchetti, che torna in campo in questo momento. Buonissimi minuti di Marco Piredda. Esce e non riceve Puggioni, riceve in questo momento
Ancora Pugioni, vuole attaccare contro Tanda, si protegge con il ferro, anche troppo perché poi va a sbattere contro la parte bassa del tabellone. Pired è già dall'altra parte e amici a casa, massimo vantaggio assoluto nella sfida, più 10 Seth Torres. Pisano da 3 punti, l'errore, Cabras vola, rimbalza Matteo Cabras ma poi sbaglia, cade anche male. Altra palla per Casu, controlla il corpo, Pireda si alza da 3 punti, primo ferro, sarebbe stato un canestro importantissimo, non va a buon fine. Pugione già dall'altra parte, si prende subito la tripla affrettata e in qualche modo ha un extra possesso Sennori. Si va da Cordedda, vuole attaccare Cordedda fino in fondo, di mano sinistra, 2 tiri liberi in arrivo per Andrea Cordedda, nel mentre Papura ha aperto il pronostico, come leggete in chat, per l'esito finale del secondo quarto. Ed entra in campo premiato dal suo coach Alessandro Giordo, direi colui che ha riaperto la sfida in gara 1 con 2 triple fondamentali a inizio quarto quarto. E Seth Torres che sembra continuare a vivere quel momento da inizio quarto quarto, non si è mai fermata e anche in questi primi 14 minuti sta continuando sulla falsa riga di gara 1. Cordedda in lunetta per tornare sotto la doppia cifra di svantaggio, dentro con il primo. Tutta la concentrazione Andrea Cordedda, 1 su 2 anche in questo caso. L'ultimo tocco è di un giocatore in maglia bianca, giocatori della Seth Torres che devono stare attenti sicuramente a queste palle perse banali. Ed eccola qua, come detto, l'inquadratura bellissima da fondo campo, rimessa che non trova nessuno perché arriva il fischio, fallo in attacco. E quindi Sennori che non ne può approfittare, Rosic ha soltanto un punto, 38-29, 6 minuti ancora da giocare nel secondo quarto. Enrico Casu e poi fallo a Verlich. Trucchetti, finta la tripla, poi se la prende. 3 errori consecutivi da 3 per Stefano Trucchetti, che da 5 su 5 va a 5 su 8. Ubalek, Cordedda vuole andare fino in fondo, fallo prima di Tanda. Ubalek riceve dalla rimessa e il suo tiro, ma non entra neanche questo. E io ci metto la mano sul fuoco, amici a casa, terzo quarto dove Ubalek alzerà le sue percentuali. Lui che è abituato a queste partite, Casu attacca e subisce fallo. Primo quarto da 31-27, 7-2 con Sennori che ha realizzato soltanto 2 punti in 4 minuti, entrambi tra l'altro su tiro libero di Andrea Cordedda. Sennori ancora a 0 canestri dal campo in questo quarto, non era mai successo che Sennori stesse a digiuno per così tanti minuti dal campo. E per la legge dei grandi numeri, nella approssimazione dovrebbe arrivare un canestro dal campo dei sennoresi. Non davvero tanti, 4 minuti e mezzo senza realizzare dal campo per una squadra che viaggia a più di 83 punti di media e non ha mai perso una sfida quest'anno. Pugioni
vuole attaccare, ancora Pugioni, scarico per Merella, per Pisano, tripla, e infatti, come detto, eccolo qua, il primo canestro dal campo. E si sblocca Sennori da questa situazione davvero intricata, torna sul meno 8, 5-10 da giocare, poi pausa lunga, Trucchetti, vuole attaccare Trucchetti, fallo in attacco, gran difesa di Stefano Pugioni, vittoria di Sennori in questo caso, e possesso che torna ai giocatori in maglia verde. Bel gesto di Capitan Merella che va a galvanizzare Stefano Pugioni. Merella vuole attaccare sino in fondo di potenza, sbaglia, ma lì c'è Giri Ubalek, segna, subisce il fallo e andrà in lunetta col tiro libero supplementare. Eccolo qua, Giri Ubalek, meno 6. Sbaglia il libero aggiuntivo Giri Ubalek, si rimane a 2 possessi pieni di distanza. 130 persone live, davvero un piacere, considerando che oggi è una giornata di festa e soprattutto che il Palasera di Vigni è pieno, non pieno come nelle partite di Serie A, ma le 2 tribune sono abbastanza gremite, quindi davvero grazie per seguirci ad ogni diretta. Cordeda perde l'appoggio e perde anche il pallone. Jordan dall'altra parte con fiducia da 3, arriva Ubalek che lo cancella e quindi Merella già dall'altra parte, scarico per Pisano, piedi a posto, Pisano da 3, primo ferro, Cordeda, fallo subito. E la stoppata di Giri Ubalek dovrebbe soltanto far piacere al numero 7 Giordo, perché ha ottenuto il rispetto del numero 40, visto le 2 triple chiamate a referto Giordo in gara 1. Ubalek ha detto siamo più attaccati a questo ragazzo e in questo caso l'ha stoppato. Dovrà crearsi più spazio se vorrà tirare le prossime volte. Cordeda dentro con il primo. E si fa sentire nei momenti di difficoltà la fisicità sennorese, ma anche il pubblico. Meno 4 da meno 10. Casu, palleggio vivo, adesso è partita vera, non che non lo fosse all'inizio, ma adesso ancora di più. È Seth Torres che torna sul più 6. Palla ribaltata nell'angolo, Merella piede a posto, tripla, errore, Cordeda, Andrea Cordeda. Straripante il numero 3, altro potenziale gioco da 3 punti. Ma quanti canestri da 3 punti stiamo vedendo? Quanti giochi potenziali da 3 punti stiamo vedendo quest'oggi? Davvero tanti. Vado a memoria, questo dovrebbe essere almeno il terzo per Andrea Cordeda, 2 per Giri Ubalek, 3 per Enrico Casu. Non male davvero questa sfida. Dentro Andrea Cordeda che ha aggiustato anche la mira dalla linea della carità e quindi un possesso pieno fra le squadre. Seth Torres sul più 3 e attenzione, si fa male Marco Mameli, brutto perché è caduto male. Non ho ben capito, dovrebbe essere inciampato su un giocatore. Nel mentre, guardate, Stefano Trucchetti e Giri Ubalek a colloquio, bellissima questa immagine. Con il vecchio e il nuovo corso della Dinamo Sassari, bellissimo il gesto fra i due, d'intesa, chissà di cosa stanno parlando.
a quasi 15 anni dal titolo conquistato da Jiri Ubalek con Stefano Trucchetti, che era piccolissimo, 4 anni, 4-5 anni, adesso non voglio avventurarmi con i calcoli, comunque era davvero piccolo quando la Dinamo è salita in Serie A. Nel mentre le squadre tornano in panchina, il signor Mameli è a terra, purtroppo ci auguriamo che non si tratti di niente di grave per lui. Rivediamo, esatto, stiamo riguardando, amici, alla nostra sala VAR. Stiamo andando il replay, eccolo qua il replay, amici a casa. Si è inciampato perché c'è Capitambrella che subito si va a sincerare. Non vorrei che abbia girato il ginocchio su di lui nel mentre si rialza. Quindi sembra in grado di continuare. Applausi per lui. Sembra in grado di continuare in piedi. Squadre che tornano nel mentre in panchina, time out regalato in questo caso. Vediamo, no, se l'ha girato da solo. O sul pallone, sì. Si è girato, sì, è inciampato sul pallone, amici a casa. È inciampato sul pallone perché, vedete, il pallone che lo fa cadere. È inciampato sul pallone. Deviazione, il pallone va a finire sotto il piede del signor Mameli. Sì. Guardate qua a rallenti, Pappura lo chiamavano il... Noi abbiamo il regista e anche la sala VAR, c'è tutto. E sono sicuro che Pappura farebbe meglio di certi arbitri di Serie A che al VAR regalano rigori. Tu regaleresti rigori come fanno all'Inter quest'anno? Beh, siamo due milanisti, dai, non possiamo fare questi commenti. Ad ogni modo... Signor Mameli che sta facendo un test, no, forse non ce la fa, scuota la testa. Si potrebbe continuare come in Wisp, un solo arbitro. Non credo, credo che ci sia il sostituto, ho visto infatti il signor Manca in tribuna che forse è andato già a cambiarsi, non lo vedo più in prima fila e quindi probabilmente o verrà sostituito o proseguirà almeno fino alla fine del primo tempo. Ironia della sorte, ogni volta che veniamo al palazzetto capita sempre di trovare il punteggio fermo a 3,33. È già successo 3 volte da quando facciamo le dirette e ovviamente il numero 33 che non può che rievocare dolci ricordi per Jiri Ubalek, lui che ha indossato quella canotta per ben 2 stagioni e 3, perché il nostro numero 3 ovviamente c'è dall'inizio dello scorso anno, è stato il primo vero acquisto di spessore di questa squadra. Oltre ovviamente allo zucchero duro, sono tutti giocatori che hanno un certo appeal. Ancora non si capisce se sarà in grado di continuare, sembra di sì. Il signor Manca è lì a bordo campo al telefono, non si è cambiato, sicuramente sta provando a contattare un arbitro sostitutivo. Lo vedete, eccolo lì che corre via, eccolo lì che è in missione, il signor Manca è in missione, è andato si sta discutendo sul possesso. Questa pausa sicuramente non fa bene alla Sef Torres che era in palla ed è paradossale, ma in questa partita se si abbassa il ritmo va a favore di Sennori. Quest'anno abbiamo visto che col ritmo elevato Sennori non ha avuto eguali, ma la Sef Torres forse ha trovato quell'inghippo per mettere in difficoltà i Tauri, sopra addirittura di 10 punti in questi primi 2 quarti. La squadra di Carrini si può riprendere a giocare dopo una pausa di più di 5 minuti dato il piccolo infortunio al signor Mameli. Pireda, scarico, Vasselli, piedi a posto, Vasselli da 3, Marco Vasselli, bentornato al numero 13 che rientra e ci mette subito il punto esclamativo. Non poteva che tornare al meglio la Sef Torres da questa pausa. 4-5-3-9, Ubalek contro Pireda, Vassino in fondo, Pireda lo stoppa, ma Ubalek ritrova il possesso e ne mette 2. Stiamo viaggiando spediti verso la fine del secondo quarto.
Piredda nell'angolo per Simone Casu, finta, tripla, primo ferro. E quindi Pisano con Sennori che ha la possibilità di tornare nuovamente ad un possesso di distanza. Cordedda contro Piredda, gran movimento di Andrea Cordedda. Ma quanti falli sta subendo Andrea Cordedda? Si arrabbia con se stesso per aver sbagliato il tiro, ma sicuramente importante la sua prova. Terzo fallo di Piredda, entra in campo esordio nel match per Panay. Quindi dovrebbe trattarsi del quinto giro in lunetta per Andrea Cordedda, considerando anche i liberi aggiuntivi del fallo tecnico. Questo lo sbaglia, terzo errore della sua partita. 5 su 8. Sbaglia anche il secondo, ma il rimbalzo è di Giliubalek. Sale indisturbato al ferro, meno 2 Sennori. Trucchetti, palla in mano, Marco Piredda. Trucchetti lasciato troppo solo e non trema la sua mano ovviamente. Ancora Stefano Trucchetti, nuovo più 5 Seth Torres. Cordedda contro Vasilli, ancora Andrea Cordedda. Si svita, altro fallo subito. Quest'oggi rischiamo di vedere una doppia di Andrea Cordedda un po' inusuale, ovvero con i canestri e i falli subiti. Se consideriamo già 6 giri in lunetta, sono 6 falli subiti, altri 2 a gioco fermo, potrebbe davvero scollinare già 10 falli subiti nel solo primo tempo. Andrea Cordedda mette il primo. Ed è, direi, l'unico giocatore della Inoview Sennori a mantenere lo stesso livello di giocate da gara 1 a gara 2. Mette anche il secondo. 48-45. 2 minuti prima dell'intervallo lungo. Trucchetti marcato da Cordedda. Quindi Andrea Cordedda è impegnato a ambo i lati del campo, non ha un attimo per riposarsi e gli sporca il possesso. Che giocatore il numero 3! Va a marcare il migliore della Seth Torres, lo fa in un modo pazzesco ed è lì attaccato al numero 1, è una scelta di coach Pidas, non era una casualità, ovviamente arriva time out chiamato da coach Carlini. 1,50, Seth Torres sul più 3. Vediamo 2 statistiche, amici a casa, giusto per vedere un po' il quadro dei giocatori in campo. 2 sono i giocatori in doppia cifra per Sennori, Giliubalek 13, Cordedda 11 con 7 tiri liberi. 7 tiri liberi segnati. 3 falli Merella, 2 a testa per Federico Pisano. Dall'altra parte abbiamo, se non vado errato, 21 per Stefano Trucchetti. Esatto. E poi 12 per Enrico Casu. Sono già 33 i punti di questi 2 ragazzi su 48 totali. Si riprende con Trucchetti che alza un pallone per Marco Piredda. Ci vuole davvero tanta fiducia per fare un passaggio del genere. Poi riceve, spara da casa sua. Questa volta scheggia il ferro. ...95 secondi prima dell'intervallo. Sennori sotto di 3 punti, costretta a inseguire tutto questo secondo quarto. Merella nei pressi del ferro.
fallo, 2 liberi. E Innovius Seniori che sta giocando d'astuzia, sta giocando d'esperienza e sta caricando di falli la Sef Torres. Tanti giri in lunetta. Sbaglia il primo Capitan Merella con Seniori che ha già tirato. Realizza il secondo il nostro capitano. Seniori ha tirato 15 liberi contro i 9 della Sef Torres. Merella fa 1 su 2. 48-46. Simone Casu. Partenza difficile. Cordete su di lui. Si torna da Trucchetti. Finta la tripla. Si arresta in un fazzoletto. Tiro sbagliato, ma grande preparazione del tiro. Ubale che da solo dall'altra parte non viene servito. Puggioni, penetrazione, Puggioni, palleggia, arresta il tiro, errore Vasselli, commette fallo. Fallo subito da Ubalek. Due su 2 per Giri Ubalek. 48 pari, 55 secondi alla fine del secondo quarto. E se non sono i playoff questi, amici a casa, grande spettacolo al Palaserra di Migni. E il meglio ovviamente deve ancora arrivare. Marco Pineda, palla in mano, vuole attaccare sino in fondo, scarico per Panay, fa saltare Pisano. Fallo, i 2 liberi. Fallo commesso dal numero 21 che si mette le mani in testa. Capitan Merella che si gira verso la nostra tifoseria e invita i tifosi a farsi sentire. E i tifosi rispondono presenti, ovviamente. Primo libero, me lo son perso, ma dovrebbe essere stato sbagliato da Panay che realizza il secondo. 4-9-4-8. Vediamo se Seniori tira per avere 2 possessi, ma no, non c'è la discrepanza tale, quindi giocherà col cronometro. Ubalek vuole attaccare, si protegge col ferro. 2 liberi in arrivo per Giri Ubalek. In capo Paolo Marreu per l'azione difensiva. Vuole risparmiare Pisano da un eventuale terzo fallo. Dentro il primo del numero 40 nativo di Praga. In vista anche un altro cambio difensivo, forse proprio al posto di Ubalek. Realizza, anzi Chicco e Merella che torna in panchina. Giustamente lo preserva da un eventuale quarto fallo. Bravissimo coach Pilacci in questo caso. E quindi Vasselli che rimette per Simone Casu, discrepanza di 4 secondi scarsi tra i 2 cronometri. E Seniori che è tornata col naso avanti. 4-9-5-0. Trucchetti che ancora non si muove. Riceve Vasselli. Attacca Vasselli. Virata. Alza la parabola. Gran bel giocatore il numero 13. Ne mette altri 2. 5 punti. Trucchetti prova a sparcare il possesso a Puggioni. L'ultimo tocco è proprio il suo e quindi Sef Torres che addirittura 5 decimi per concludere. C'è Vasselli, non prende neanche il tiro. E quindi si va a riposo con la Sef Torres in vantaggio per 51-50 grazie al canestro dell'ultima azione di Marco Vasselli, che è tornato molto bene con i suoi dopo un lungo infortunio. Seniori che dovrà fare la voce grossa per conquistare gara 2, tutt'altro che scontata. Rimanete connessi per il terzo quarto di gioco.
Twizzlers, this is a war of the mind, and we're coming for your sons and daughters. It's our time to shine. Take your radio and throw it down, shout it on the floor. There's nothing else I need to hear, and I just can't ignore your candy-coated, bloated ego, platinum pile of shit, with nothing in your arsenal. Pulled punches count as hits, but I've been waiting so long for a song with just one change. Your verses strike a sounding chorus, you're all the same. Choke chain. You're a dog tied to a leash. You're a slave to your wage. You sold your soul for something you never will attain. Every syllable you speak is weak. You have nothing to say. So save the folks some time and money. Stick to what you know. Stroke your ego on your own and let me clear my throat. The sky is full of shining stars along the Milky Way. A living, breathing constellation here to save the day. The stars that shine so brightly blue in cars and burn so hot they superstars. We're not afraid to sing. We're here to save the day. Don't touch that like a hot stove, but you know that's just ash. Oh, with the flow, you know I bust raps. No, not a bullet, this is more I must get. American Revolution with the music, and what we do here is ensue a movement. The earth is moving and we're consumers, so what we do is we consume earth. And we get yours cause we're so absorbed, so our world just passes by. Constellations that y'all ignored have the whole time been sitting in the sky. And by design we combine and align ourselves to form gods and try to help. And it is I who will tighten up Orion's belt, so y'all can decide yourself. Ash rock. The stars that shine so brightly blue in cars and burn so hot they superstars. We're not afraid to sing. We're here to save the day. Hey, 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 hey. Dalle 8 a mezzanotte sono Dr. Jazz e vivo una vita che di pianta non c'è. Dopo l'ora delle streghe sono Mr. Funk e il mio gruppo è il terrore del Ku Klux Klan. Del funk, io sono il re, il mio sound è così nero che più nero non c'è. Del funk, io sono il re, e se non suonano da negri prendo calci la band. Suono soul, blues, tutto quello che vuoi, ma di cantare Six Machine non mi stancherei mai. Però la notte è sempre corta, troppo corta per me, e al mattino mi risveglio dopo il primo caffè, da Mr. Funk a Dr. Jazz.
doppia personalità, di giorno in ufficio, la notte nei bar. Una giacca iridescente segna del mio clan, Dr. Jazz o Mr. Funk. Mr. Funk, Dr. Jazz, Mr. Funk, Dr. Jazz, Mr. Funk, Dr. Jazz, Mr. Funk, Dr. Jazz e Mr. Funk, Dr. Jazz e Mr. Funk, del funk, i suoni in re, il mio sound è così nero che più nero non c'è, del funk, i suoni in re, se non suonano da negri prendo calci la band. Mr. Funk, Dr. Jazz e 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 Mr. Funk. Hypnotized, lost the track, struggled back. I'd wanted easy stuff to please me. Something in the dark began to squeeze me. See me there, thinner in the mirror, totally focused, no hocus pocus. Dare I give into this thing gripping my skin to win? Thinking how to, as the lights of the cars go by in a stream. Seems like I stand pretty much unseen, but I open my eyes and beams come. Give me symphonies, give me more than the life I've seen. Score rise up, angels play, let my loneliness get blown away. Give me symphonies, give me more than the life I've seen. I lie down in the dust just under your eye. A scrap of paper, thin as vapor, filling my clothes like smoke. A couple of the wires in my heart are broke. I float, I miss something, nothing but dreams, schemes, moments wasted. Taste I tasted, fate I'm fated. Re-edited again, then copy-pasted. As the lights of the cars go by in a stream. Seems like I stand pretty much unseen, but I open my eyes and beams come out. Give me symphonies, give me more than the life I've seen. Score rise up, angels play, let my loneliness get blown away. Give me symphonies, give me more than the life
malicious, stress, repetitious, vicious. I'm one outsider, up above the streets on the DC wire. Higher, fire in my guts, in a rut. What I've got is in no can, no other human. But I do get lonely, scared I'm phony. As the lights of the cars go by in a stream, seems like I stand pretty much unseen. But I open my eyes and beams come and give me symphonies, give me more than the life I see. Score rise up, angels play, let my loneliness get blown away. Give me symphonies, give me more than the life I see. Sometimes you just feel tired, feel weak. And when you feel weak, you feel like you want to just give up. But you gotta search within you. Try to find that inner strength and just pull that shit out of you. And get that motivation to not give up and not be a quitter. No matter how bad you want to just... Riprendiamo la linea, amici di Twitch. C'è un attimino di pausa più del dovuto, in quanto non si sa se il signor Mameli sarà in grado di proseguire la sfida, quindi si sta aspettando il cambio arbitro o meno. Ancora non si ricomincia, quindi rimanete collegati. Squadre continuano a scaldarsi fra terzo e quarto quarto, si prospetta una partita lunghissima. Till I collapse, I'm spilling these raps. Long as you feel them, to the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them. Cause when I am not, then I'ma stop pinning them. And I am not hip-hop, and I'm just not Eminem. Subliminal thoughts when I'ma stop sending them. Women are caught in web, spin them in hawk venom. Adrenaline shots, the penicillin could not get the illin to stop. Amoxicillin's just not real enough. The criminal cop killing hip-hop, filling a minimal swap to cop. Millions of pop listeners, you coming with me, feel it or not, you're gonna fear it like I showed you. The spirit of God lives in us. You hear it a lot, lyrics the shock. Is it a miracle or am I just product of pop? Listen up, but sizzle my whistle, this is the plot. Listen up, you pistols for God, Slizzle does not give a Till the fuck. roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high, I'ma rip this shit till my bone, till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high, I'ma rip this shit till my bone. Music is like magic. There's a certain feeling you get when you reel and you spit, and people are feeling your shit. This is your moment, and every single minute you spend trying to hold on to it, cause you may never get it again. So while you're in it, try to get as much shit as you can. And when your run is over, just admit when it's in, it's in. Cause I'm at the end of my wits with half the shit that gets in. I got a list, here's the order of my list that it's in. It goes Reggie, Jay-Z, Tupac, and Biggie, Andre from Outkast, Jada, Corrupt, Nas, and Thimmy. But in this industry, I'm the cause of a lot of envy. So when I'm not put on this list, the shit does not offend me. That's why you see me walk around like nothing's bothering me. Even though half you people got a fucking problem with me. You hate it, but you know respect you got to give me. The presence wet dream like Bob and your Whitney. Nay, hit me. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high, I'ma rip this shit till my bone, till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high, I'ma rip this shit till my bone. Soon as a verse starts, I eat it at MC
launching at him. The track is on some battle and raps who want some static. Cause I don't really think that the fact that I'm slim matters. A black and platinum status is whack if I'm not the baddest. Till the roof comes off, till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, am I high? I'ma rip this shit till my bone, till the roof comes off, till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, am I high? I'ma rip this shit till my bone, until the roof comes off, the roof comes off, until my leg drop from underneath me. I will not fall. I will stand tall. Feels like no one can beat me. Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nigga. Guess who's back? Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day, nigga. AK, nigga. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How, nigga, my last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say raps change, they wanna know how I feel about If it. you ain't up on things, Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game. Still puffin' my leaf, still fuck with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still I'm representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners and them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the I'm D.R.E. representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners and them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell, me and Snoop, we dipping again. Kept my ear to the streets. Signed Eminem. He's triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. And even when Iniziato il terzo quarto dopo una pausa abbastanza lunga, squadre che si sono raffreddate, ma si può tornare a giocare. Io stavo rischiando l'incidente in postazione, mi stavo per ribaltare. Possesso Sennori, 51 Seth Torres, 50 Innoview. Ricezione subito per Ubalek, mandato in lunetta. ...15 minuti, amici a casa, per votare il pronostico riguardante l'esito della partita. Quindi Giri Ubale che riporta Sennori sulla perfetta parità, quota 51, tripla e Simone Casu sbagliata. Seth Torres che rientra in campo con Raffo, Tanda, Trucchetti, Casu e l'altro Casu, ovvero Simone, che prova a prendere sfondamento. L'arbitro dice di alzarsi, Cordeda ne mette due appoggiati al vetro. Cordeda, Ubalek, Piras, Merella e Pisano per la Innoview. Tanda, scarico sotto, ci mette la mano Ubalek che poi l'arpiona capita Merella. Sennori sul +2.
prova a iniziare alla grande questo terzo quarto, servirebbe un parziale per i ragazzi coach Pira su Ubalek, non vuole entrare quella palla, non vuole entrare per il numero 40. Tanda nuovamente per Simone Casu, Enrico Casu, palleggio vivo, vuole attaccare Cordedda, si arresta, si ferma in un fazzoletto, ma Cordedda gli dice di no l'ultimo tocco del numero 14 maglia bianca, altra vittoria difensiva a Sennori. È il suo campo! È il suo campo! È il suo campo! Torna da Pisano, fuori da Cordedda che vuole attaccare, si arresta, si prende il palleggio di tiro, secondo ferro, il rimbalzo è preda di Gini Ubalek, in iperestensione, segna il più 4. Trucchetti, Tanda, Enrico Casu, palleggio vivo, vuole attaccare, passaggio difficile, comunque trova Raffo, di nuovo Enrico Casu, riattacca al recupero, si arresta, canestro buono e libero aggiuntivo. E Pisano che dice ogni volta che Enrico Casu tira scalcia, e Alessandro Pisano molto arrabbiato con questa chiamata e ha abbastanza ragione, ed è raro vedere Alessandro Pisano arrabbiato, lo possiamo rivedere con replay. È il classico tiro di Enrico Casu che ovviamente non lo fa intenzionalmente, però quando tira allarga la gamba per procurarsi il contatto. In questo caso ha colpito Alessandro Pisano, come vediamo. Dentro con libero aggiuntivo Enrico Casu. Situazione ovviamente al limite. Mentre è arrivata la palla persa a Sennori e non riesce davvero a creare un parziale. E qua vediamo il replay del fallo subito da Enrico Casu nell'azione precedente. Mentre Trucchetti, altra tripla, sesta per Stefano Trucchetti. Qua si vede che Enrico Casu leggermente scalcia, ma ci può stare come chiamata. E quindi Trucchetti che in un amen riporta i suoi sul più 2. Ubalek ripristina la parità, 2 sicuri terzi in arrivo anche per il numero 40. 57 pari, che partita al Palaserra di Mini. Torna con naso avanti, line of view più 1 con il canestro di Ubalek e Trucchetti contro Ubalek. Queste ultime 2 azioni, ancora Trucchetti, prende la tripla contro Ubalek, primo ferro, rimbalzone di Raffo, ancora Casu, riattacca, si in fondo Enrico Casu, alza la parabola, non va a buon fine, ci mette la mano Merella e quindi Andrea Cordedda che supera la metà campo, onnipresente quest'oggi, non la scarica, si alza da 3, sbaglia ma rimbalzo, con un movimento unico segna Gini Ubalek 57-60. E quindi Cordedda sempre sulle tracce di Stefano Trucchetti, che ottiene per un attimo il cambio, poi si arresta in un fazzoletto e realizza. Davvero un giocatore unico nel suo genere Stefano Trucchetti, altri 2, sale a quota 26 punti. Passaggio di facile lettura, intercettato, è pronto a tornare Verlik e quindi Trucchetti già dall'altra parte, ribalta per Enrico Casu che si alza da 3 punti. Enrico Casu 62-60 e sembra che la pausa non abbia fatto alcun effetto ai giocatori in campo, che sono tornati con un mordente unico. Che spettacolo in questa gara 2, è assolutamente ancora di più di Coral Ferrini, è questa la serie più spettacolare fino a questo momento, nonché sfida fra le tifoserie.
Rientra Verli che subito per rimettere in campo trova Ubalek. Forse un contatto, niente fischio. Dall'altra parte Simone Casu fino in fondo. Simone Casu più 4 Seth Torres. Entrati negli ultimi 6 di terzo quarto. Adesso stiamo entrando nel meglio di questa sfida. Seth Torres che si dispone a zona. Cordedda, scarico per Ubalek. Quasi alla cieca Andrea Cordedda. Ne mette 2. Giri Ubalek e fallo tecnica Simone Casu. Ovviamente non vi abbiamo detto niente riguardo alla situazione del signor Mameli, ma ve ne sarete accorti. Si sta giocando con un solo arbitro. Io stavo scherzando quando è successo l'infortunio dicendo continueremo con un arbitro come Wisp. In realtà è proprio così. Unico arbitro è il signor Fancellu. Compito arduo per lui gestire una partita da solo, non facile, soprattutto una partita del genere con questa intensità. Speriamo che arrivi un arbitro al quarto quarto, ma non credo si possa. A questo punto è tutto in mano al signor Fancellu. Vedremo un po' come la gestirà. Come detto, non facile per lui. Trucchetti palla in mano e Seth Torres sul più 2. Tira praticamente dal logo, rischia di segnare anche questo. Ma se c'è un giocatore che se lo può permettere è proprio Stefano Trucchetti. Casu salva un pallone praticamente perso e poi Merella, spazio per colpire, sbaglia anche lui. Si stanno abbassando le percentuali. E poi fallo contro Andrea Cordedda, è il terzo fallo del numero 3. È pronto a uscire, attenzione, Puggioni credo. Torna in panchina Puggioni, si alza il quintetto. Non esce mai in questa partita Andrea Cordedda, imprescindibile per i Tauri. Non si è ancora visto Federico Spano quest'oggi, con Senuri che deve rinunciare, come detto, anche a Federico Tola. Rafo, penetrazione, scarico per Casu. Viene rallentato, ultimi 3 secondi dell'azione, va sino in fondo. Arriva il quarto fallo di Capitan Merella. Tegola per i senoresi, deve ritornare immediatamente in campo Alessandro Pisano. Quarto fallo, ma attenzione, vediamo se Coach Piras si lo lascia in campo. Anche perché Alessandro Pisano ne ha 4. Non avevamo visto. 4 falli Merella, 4 falli Pisano. E occhio, davvero adesso è difficile per la InnoView, anche perché non c'è Tola e quindi rischio di non avere portatori di palla. 2 play con 4 falli, davvero adesso vedremo come la gestirà Senuri. Ovviamente Alessandro Verlik può essere adattato playmaker e Puggioni ovviamente sarà lui in caso a prendere in mano la squadra. Ma sappiamo il valore di Pisano e Merella, conoscono questo gioco e si sapranno gestire. 66 per chi difende, 62 per chi attacca. Merella ribalta per Cordedda, si prende la tripla Andrea Cordedda, la manda a bersaglio. Importantissima per tornare a -1. Infinito il numero 3, un giocatore pazzesco. Non trema la sua mano quando il gioco si fa duro. Si fa sentire Andrea Cordedda. Merella non rischia il quinto fallo. Casu fino in fondo, altri 2. Capitan Merella dietro la schiena contro Simone Casu. Momento importantissimo del match. Verlik si arresta da 3. Fallo di Trucchetti.
Piccola tonnara sotto canestro, la meglio Matteo Cabras. E infatti torna Puggioni per Enrico Merella. Non una serie facile per il capitano, ma aspettiamoci sempre qualcosa da questo giocatore importantissimo. Torna anche Vasselli per Simone Casu, si rialza il quintetto. Immediatamente dalla rimessa, classico tiro di Ubale che non sta più trovando però continuità con quel tipo di realizzazione. Alessandro Ferlik sino in fondo, ci stava anche un fallo in quel caso, comunque il -1. Buon momento e buonissima partita per l'ex Calasetta che conosce bene questo tipo di partite e questo palcoscenico. Raffo, finta il consegnato, va da Vasselli che torna da Trucchetti. 3:15 da giocare nel terzo quarto. Trucchetti si alza da lontanissimo. Fallo di Cordeda, tripla di Trucchetti, potenziale gioco da 4 punti per il numero 1. E poi si gira verso la tifoseria sennorese e conta sino a 4. È bella anche questa sfida, sfida di nervi, sfida fra le tifoserie. Spettacolo unico e realizza dedica del numero 1 alla tifoseria sennorese, nuovo +5. Ricordate l'anno scorso la battaglia nervosa fra Alessandro Dore e la tifoseria sennorese, replicata anche in questa partita con Trucchetti che va a sfidare la tifoseria sennorese, giustamente tutto all'interno del clima playoff. Ci piace tantissimo raccontare queste partite. Seth Torres nuovamente sul +5 e Senori che è riuscito a tornare anche in vantaggio. E vediamo quanti falli ha Cordedda. Chiedo al nostro Papura, dovrebbe avere 3 falli. 3 falli anche Cordedda, situazione falli complicata per Senori. Cabras, fallo subito. Vediamo anche la situazione falli per la Seth Torres. Vasselli che è salito così a quota 4 con questo fallo. 4 Vasselli, 3 Tanda, 3 Piredda e 3 Raffo. Dei big per la Seth Torres. Nessun problema di falli fino a questo momento. Sbaglia il primo Cabras. Recupera palla Ferlik a metà campo e ne mette 2. Cordeda e Ferlik stanno tenendo. La Inoview a contatto. Casu palla in mano. Fallo in attacco di Enrico Casu, il terzo fallo alla meglio Puggioni. Chiama lo schema Puggioni. Cordedda libero di colpire dai 6,75. Palla che non prende neanche il ferro, stanco sulle gambe il numero 3. Vasselli attacca il recupero, scarico per Piredda che si può alzare da 3, non va, rimbalzone di Raffo.
Altra tripla, questa volta non trema la mano di Vasselli, ne mette un'altra, 8º punto per lui e più 6 Seth Torres che non cede al rientro sennorese ma addirittura ritorna col naso avanti, ancora con la difesa a zona. Ubalek di nuovo per Veri che chiama il blocco, dice però al numero 14 sennorese di attaccare, un contatto, si prende il pareggio di tiro, secondo ferro e poi spinta di Piredda. Giri Ubalek fa percorso netto dalla lunetta. Combatte Tanda, sbaglia poi l'ultimo tocco di giocatore in maglia verde. In Serie C così dove non puoi andare sotto. Ragazzi, Fabrizio arriva in bagno ed eccolo qua, riprende la partita intanto. Recupera il possesso la Seth Torres, non realizza Sennuri in uscita dal time out e quindi Trucchetti. Palleggio vivo contro Verlik, 30 secondi alla fine del quarto, 7 secondi alla fine dell'azione di Trucchetti. Tiro forzato e sbagliato in questo caso. 12ª tripla tentata da Trucchetti, ne ha realizzato ben 7. Pauroso il dato, di cui 5 solo nel primo quarto. Ancora Verlik, torna da Cordedda, discrepanza di 2 secondi. 8 secondi, Puggioni deve attaccare, difficile angolo, si arresta, fallo in attacco di Cabras. Quattro secondi, 3 secondi, 2 secondi, ovviamente Trucchetti allo scadere! Stefano Trucchetti più 7 Torres, mamma mia,
Mamma mia che canestro, ovviamente il bello di questo sport è raccontare anche le gesta della squadra avversaria e in questo caso tripla pazzesca di Stefano Trucchetti, +7. Trentesimo punto, anzi 33esimo punto di Stefano Trucchetti, aggiornando in questo momento, come dicevo, sapete benissimo che noi raccontiamo le dirette di Sennori, canale Sennori, siamo anche di parte, giustamente, no, giustamente sì, ovviamente i commenti degli altri sono, ci sono tanti commenti, ma il bello è anche raccontare queste partite e quest'oggi. Stefano Trucchetti sta letteralmente dominando, 33 punti. Trucchetti con Papura che separa in base anche alla mia telecronaca, e questo buzzer è bellissimo. Se vi ricordate, Nicola non se lo ricorda perché non c'era il giorno, ma ha messo una tripla allo scadere a fine secondo quarto proprio in questo campo contro Sennori all'andata. Mamma mia, giocatore davvero davvero incredibile. Iniziato il quarto decisivo per l'andamento di questa serie. Vasselli, tripla sbagliata, decisivo per Asef Torres se vuole rimanere in corsa per andare 1-1 o per Sennori per chiudere sotto di 7 punti Tauri all'inizio di questo quarto. Veric subito dall'angolo, tripla sbagliata, rimbalzo di Trucchetti. Palla sotto per Cordedda, Vassino in fondo, sbaglia. Non temete amici a casa, ovviamente se mi sentite in silenzio è perché sto provando a raggiungere più spettatori possibile con le storie Instagram, la nostra pagina, nel mentre piccolo infortunio Edoardo Raffo, speriamo niente di grave. Noi possiamo vedere da vicino anche questa situazione, rispetto fra numeri 3. (78 Asef Torres, 71 Sennori, Marella da 3, l'errore, il rimbalzo di Tanda. E quindi Enrico Casu, 8,55, è lunghissima questa partita, stiamo entrando nella fase calda del match, ovviamente match caldissimo fino a questo momento, ma adesso salirà ancora di più l'intensità. Trucchetti sbaglia la quarta, anzi la quinta tripla della sua serata, Marella fino in fondo non riesce a realizzare e quindi Trucchetti pressato da Cordedda prova a sbattere il pallone addosso e poi ottiene il massimo, il numero 1, il massimo, ed è anche il quarto fallo di Andrea Cordedda. Quarto fallo di Andrea Cordedda, 4 Pisano, 4 Cordedda e 4 Marella, davvero una tegola per coach Piras, soprattutto con 7 punti da recuperare. Casu, palla in mano,
Il cronometro in questo momento a favore della Sef Torres, ma come detto manca ancora tantissimo. Fuori da Enrico Casu che vuole attaccare, si arresta, si prende una tripla pazza. Enrico Casu sfida fra i due numeri 14, alla meglio il 14 bianco, 81-71, torna sulla doppia cifra la Sef Torres. Sotto per Ubalek, 3 secondi offensivi fischiati contro giri Ubalek. Altra vittoria per la Sef Torres a livello difensivo, più 10 palla in mano, 8 minuti alla fine. Ancora Enrico Casu. Simone Casu, palla deviata col piede da parte di Andrea Cordedda. Simone Casu se la prende quella tripla da lontano, palla però si stampa tra ferro e tabellone, quindi Sennori che ha bisogno assoluto di trovare i 2 punti. Cordedda può attaccare, si arresta, palleggiaresti il tiro, primo ferro, Merella vola, rimbalza Merella. Andrea Nuetta con 2 liberi. Sbaglia il primo Capitan Merella. Meno 9, realizza il secondo. Casu si apre l'autostrada per andare fino in fondo, fallo subito, 2 liberi in arrivo per il numero 14. Pronti a rientrare Raffo, Pired e Trucchetti. Ed è anche il quinto fallo, se non sbaglio, di Enrico Merella. Non abbiamo visto la segnalazione. Con Stefano Piredda che non ha fatto un bel gesto, noi da qua vediamo un po' tutto, che ha salutato in maniera ironica Capitan Merella dopo il quinto fallo. Ci sta anche questo, il clima playoff, andiamo a verificare, dovrebbe trattarsi del quinto di Capitan Merella, verifichiamo subito, realizza veramente Enrico Casu. Non è stato ancora aggiornato, dovrebbe trattarsi del quinto, vediamo. Sennori non segna più, 7 minuti alla fine, 11 punti tra le squadre. Casu vuole attaccare, bravissimo Pisano a sporcargli il possesso e poi fallo. Attenzione, si sta alzando il tono nervoso del match. Nel mentre arriva canestro fondamentale dall'angolo di Stefano Puggioni, meno 8 per Sennori e c'è tantissimo tempo per recuperare. Cabras recupera il rimbalzo, Puggioni spinge la transizione, Stefano Puggioni torna da Pisano sotto per Cabras che sbaglia completamente il passaggio, non si intende con Verlik.
Torna in campo Stefano Piredda, quindi i due Piredda, Casu, inteso come Enrico, Trucchetti e Raffo. Quinto fallo per Cordedda, non per Merella, amici a casa. Mamma mia che tegola questa. Merella con 4 in panchina, ma Cordedda ne ha 5, non può più rientrare. Il migliore dei sennoresi, Andrea Cordedda, e deve fare a meno Sennori. Che palla di Stefano Trucchetti. Segna, subisce il fallo Piredda, ne mette 2, va in luetta col tiro libero supplementare. E time out Sennori, più 10 nuovamente Torres. Come detto in precedenza, Sennori che deve fare a meno di Cordedda, da qua alla fine il migliore. Vediamo anche qualche tabellino. Cordedda che chiude così il suo match con 16 punti e 5 falli commessi. Ovviamente il migliore di Sennori, manco a dirlo, Jiri Ubalek, 29 punti, 7 a testa per Verlik e Merella. Dall'altra parte invece ne abbiamo 33 per Trucchetti e 27 per Casu, 8 Vasselli, 5 Piredda e 4 Simone Casu. Realizza Piredda, non trema la sua mano. Più 11 Sef Torres nell'angolo Verlik. Penetrazione, scarico per Pisano. La palla rimane in campo. Sotto per Cabras. Gran palla di Matteo Cabras. Piedi a posto Alessandro Verlik. Tripla bersaglio, meno 8 Sennori. Trucchetti si alza da 3, Trucchetti, primo ferro, tap out, ci mette la mano Puggioni, raffola meglio Piredda. Gran palla di Enrico Casu dietro schiena e poi Jiri Ubalek, stoppata ma la palla finisce fuori. Puggioni, l'anticipo, vuole andare fino in fondo, Puggioni alza la parabola, qua era canestro buono, aveva toccato il ferro, aveva toccato il tabellone, chiedo scusa, non secondo l'arbitro, ma non è facile arbitrare da soli in queste situazioni. E ancora Puggioni prova a rubar palla, anche in questo caso ci poteva non stare il fischio, ci poteva stare il non fischio. Sì, è davvero difficile arbitrare da solo. Trucchetti rimette in gioco per Raffo. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di partita. E il meglio deve ancora arrivare. Enrico Casu da 3. Enrico Casu da 3. Non sbaglia il numero 14. 89 a 78, massimo vantaggio assoluto nel match. Più 11 Torres, fallo. Stefano Trucchetti, 30 Enrico Casu, hanno messo 11 triple, no, che dico, 13 triple in 2, perché questa è la quarta di Enrico Casu, 13 triple in 2, Stefano Trucchetti ne ha messo 9, amici a casa, 9, che giocatore, che numeri.
sotto per Cabras. Ovviamente sono ottimi i numeri anche di Giri Ubale, che in questo caso non trova l'appuntamento col pallone. Palla persa a Sennori, 4:30. SF Torres che vede lo striscione del traguardo più vicino, ma è lunghissima, c'è un'eternità da giocare, questo sport ce l'ha sempre insegnato. Merella che è tornato in campo, chiamato sicuramente a una risposta, si alza Trucchetti da 3, primo ferro, la palla rimbalza, Cabras alla meglio e Merella deve servire subito Ubale che da solo appoggia 2 punti. (89-80). Trucchetti, palla in mano, scorre il cronometro inesorabile per la in of view, passi di partenza, vittoria difensiva per Sennori, torna Simone Casu per Marco Piredda. Tre possessi pieni tra le squadre e Sennori, diciamo che si è giocato i bonus tutti in una partita. Merella da 3, palla che esce, Cabras a rimbalzo, segna, subisce il fallo e va in lunetta col tiro libero supplementare. Matteo Cabras, canestro fondamentale. Dicevo in precedenza, Sennori si è giocata tutti i bonus, anzi malus, non è mai stata così tanto in svantaggio in tutto il campionato. È successo praticamente tutto oggi. Esatto, non ha mai subito 89 punti, che sono veramente, veramente tanti. Cabras per il -6, sbaglia, però poi entra. A me addirittura è parso di vedere la mano di Ubale che spingeva la palla dentro, quindi per quanto mi riguarda sono 2 punti. Errore di Cabras e Ubale che fa il tap-in. Canestro buono, un punto buono invece per il signor Fancellu, quindi 89-83. Ovviamente mi è sembrato, poi pure adesso controllerà, vediamo un po'. Al limite, è al limite. Ci prendiamo tranquillamente un punto, -6, 3:35. Che partita che stiamo vivendo, amici a casa, davvero un match unico. Palla schiacciata per Piredda, torna ad Enrico Casu, ribalta per Raffo, nell'angolo Simone Casu, ancora per Piredda, alza la parabola, il tiro è sbagliato e quindi Merella supera la metà campo, possesso chiave del match. Pisano per Ubalek, palla alzata, Ubalek si avvicina, sbaglia, Cabras combatte e poi Simone Casu, errore che pesa in questo caso. Simone Casu, finta, partenza, scarico per Piredda, ultimi 6 secondi, Enrico Casu vuole attaccare, Enrico Casu si prende la tripla, il rimbalzo di Ubale che fa il vuoto lì sotto. Pugioni non sa chi passarla, trova Merella che si alza dall'angolo, Merella! Capitano Merella! -3, cuore di capitano, cuore di Enrico Merella, 2:25, -3 Sennori. Pugioni sulle tracce di Trucchetti per Casu. Nell'angolo, Piredda, tripla, primo ferro, Ubale che rimbalzo. Pugioni, 2 minuti alla fine, palla in mano, Ubalek dentro per Cabras, si vuole svitare, Cabras, Matteo! Fallo prima secondo l'arbitro, niente canestro buono.
Due liberi che pesano come un macigno per Matteo Cabras. Dentro con il primo. E dentro anche con il secondo. -1 Sennori. Si alzano i decibeli al Palasera di Migni, +1 Seth Torres. Ultimi 100 secondi di partita iniziati adesso. Casu. Pressato da Merella, viene chiuso, palla nell'angolo. Scadono i 24. Vittoria della difesa, possesso che torna ai Tauri. Capitan Merella che arringa la tifoseria sennorese. 89-88 Pisano in lunetta. Primo libero dentro. ...89 pari, secondo libero che pesa ancora di più e lo sbaglia Pisano, si combatte l'ultimo tocco e di Piredda. Che poi Piredda va a dire a Matteo Cabras di che l'hai toccata. Farebbe meglio a non parlare Stefano Piredda in questo momento. Infatti Cabras gli dice che è giusto così. Anche Merella va a calmare gli animi del numero 11 che è molto agitato in quest'ultimo quarto. Riguardiamo il replay per vedere di chi è l'ultimo tocco. Lo rivediamo noi in cabina di regia, mentre Ubalek prende il tiro, lo sbaglia, si combatte, adesso sì che è possesso Torres. Ringraziamo nuovamente i nostri due partner Franco Manca e Sun Service per aver offerto la diretta odierna. E che diretta, amici a casa, la migliore di quest'anno. 89 pari, 1 minuto e 19, palla Seth Torres. Sto preparando bene. Fuori anche Raffo con 5 falli. Trucchetti, palla in mano. Ultimo minuto in arrivo. Aleggia lo spettro dei supplementari. Enrico Casu nell'angolo. Vaseli liberissimo. Tripla sbagliata. Ubalek a rimbalzo. Rallenta Merella, torna da Puggioni al cardiopalma questo finale. Ultimi 37 secondi.
Pugioni vuole attaccare contro Pinedda, cade e poi col piede Pugioni. Mamma mia. Pensa fare non segnano, forse abbiamo l'ultima azione. Forse. Altro time out ovviamente, chiamato la coach Carlini che deve disegnare qualcosa. Mentre vi ringraziamo perché siete oltre 200 in diretta, ovviamente ci può essere chiunque a commentare una partita del genere, il telecronista più bravo, peggiore, la guarderei comunque perché è stata una partita spettacolare, 89 pari e forse non basteranno 40 minuti. Tornando indietro nel tempo, in questo momento, fossimo stati in NBA o ESPN, sarebbe passato flashback dei giocatori, ovvero la tripla di Biolchini in gara 3 e la tripla di Simone Casu, l'ultima. Seth Torres per ben 2 volte ha avuto il tiro per vincere, una volta l'ha realizzato, una volta l'ha sbagliato. Vediamo. Discrepanza di 7 secondi fra i cronometri. Simone Casu palla in mano. Pick and roll con Vasselli, la palla arriva adesso a Trucchetti, marcato da Ubalek. Casu, piedi a posto, Enrico Casu, l'errore, attenzione, Pugioni, Merella, Pisano. 10 secondi, tutti in piedi qui in regia. 7 secondi, Pisano si prende lui la responsabilità, da 3 punti, Pisano, secondo ferro, attenzione Trucchetti, da metà campo, Trucchetti non va. Tempi supplementari. 89 pari e io posso dire di averlo detto a qualcuno, partita assurda, 89 pari e noi rimaniamo qua.
Non sono bastati 40 minuti, amici a casa. Ce ne vogliono almeno altri 5. Supplementare iniziato con Barella che spara da 3 ma sbaglia. Casu, penetrazione Merella, lì divora il possesso. Torna da Pisano, la lascia lì per Cabras che va sino in fondo. Matteo Cabras, primo vantaggio Seniori dopo un'eternità. 8-9-9-1. Trucchetti da casa sua, sbaglia, rimbalzo di Tanda, preziosissimo per l'economia di questo supplementare. E ovviamente 230 spettatori, non potevamo che chiedere altrimenti con questo supplementare. Pineda sino in fondo, sbaglia Merella, rimbalzo, più 2 palle in mano. Ricordiamo che fuori Raffo 5 falli, fuori Cordeda con altri 5. Attacca Casu, Merella 4 falli ma difende benissimo e quindi Puggioni, cambio tra i due, 3 secondi alla fine dell'azione, deve andare da Trucchetti, Casu nell'angolo, bravissimo per Piredda da 3, secondo ferro, si lotta a rimbalzo, fallo di Tanda, 2 liberi per Pisano e ancora Capitan Merella che arringa la folla. Dentro il primo, un possesso pieno di vantaggio Seniori, 8-9-9-2 e questo tiro libero pesa come un macigno anche se mancano ancora 3 minuti e 18, serve per portare 2 possessi tra le squadre. Pisano lo sbaglia anche questo, ma poi a rimbalzo prende un colpo Enrico Casu. Sì, siamo. No, è saltato, vedi, anche questo mi è saltato. Ora, si è sconnesso e riconnesso, però l'altra camera mi è saltata. Il punteggio dov'è? ...89-92, Puggioni da 3, sbaglia ancora, possesso Torres, 3 punti fra le squadre, 3 minuti alla fine, è saltato anche un attimo il punteggio, ma pure lo sta ripristinando. Vi racconto io in presa diretta, Enrico Casu, parità quota 92. E nulla è ancora scritto in questa gara 2, pazzesca, la partita più bella di questo campionato, Giri. Ubalek, 2 sicuri, terza in arrivo. Eccolo qua il numero 40 nei momenti decisivi. ...92 Sef Torres, 94 Innovius Seniori, 2,52 alla fine, ripristinato anche il punteggio in grafica. Ubalek realizza il libero aggiuntivo, nel mentre se non sbaglio Enrico Casu addirittura ha superato Stefano Trucchetti, 34 Enrico, 33 per Stefano, poi controlleremo. Rimaniamo su questa azione importante, Trucchetti si prende una tripla importantissima per loro, ma la sbaglia forse la tripla più importante di tutta la gara.
e quindi Seniori che addirittura una potenziale azione per andare sopra di 5. Cabras, Matteo Cabras fa la voce grossa, 2 liberi per lui. Quinto fallo di Tanda. Sbaglia il primo Matteo Cabras, però è tutt'altro che finita. Bonus esaurito già da un pezzo. Ogni fallo sarà giro in lunetta. Cabras dentro col secondo, più 4 Seniori, più 4 Seniori, e la tripla sbagliata da Trucchetti in precedenza è davvero pesa come un macigno per la Sef Torres. Eccolo qua Trucchetti nell'angolo da Piredda, se la scambiano Marco e Stefano, ancora Marco si arresta. Fallo, 2 liberi, quinto fallo di Pisano. Quinto fallo di Alessandro Pisano. E sono già 4 i giocatori usciti per 5 falli. Infatti chiedevo quanti ne avesse Verlik, perché viene subito richiamato in causa. 33 falli. E mentre sì, per quanto riguarda la statistica dei 2 migliori datori del match, 33 per Casu, inteso come Simone, 33 per Trucchetti. Sono 6 fuori per falli. Cordedda e Pisano da una parte, Raffo, Simone Casu, Tanda e Vasseli dall'altra. Guarda quanti punti ha Ubalek, e Ubalek ha 34 punti, il migliore realizzatore della partita. Ha sbagliato il primo intanto Marco Piredda, mette il secondo, 93-96. Ogni possesso è decisivo. Pugioni sotto da Ubalek, grande movimento, non lo sbaglia questo CD Ubalek, e ora sì che è un bel vantaggio in questo supplementare, più 5, possesso a dir poco cruciale. Casu vuole penetrare, Casu fino in fondo, la lascia lì, palla rubata, e adesso il cronometro a favore di Seniori. Merella, 90 secondi alla fine del primo supplementare, Seniori sopra di 5, 98-93, Merella, fallo subito, 2 liberi. Sbaglia il primo Capitan Merella. Attenzione, sbaglia anche il secondo. Cabras a rimbalzo. Palla 2. Possesso che torna alla Sef Torres. Si rimane con 5 punti. Facciamo un calcolo, amici a casa. Sono stati segnati fino a questo momento 191 punti tra le due squadre. Ubalek, Enrico Casu e Stefano Trucchetti ne hanno segnato 100 sul totale tra le due squadre. Solo questi 3 giocatori, forse anche 102. Sì, 102 perché Ubalek è salita a 36. 36 Ubalek, 33 Enrico Casu, 33 Trucchetti. Mamma mia. Adesso servirebbe una tripla immediata per la Torres. Sappiamo che lo possono fare. Quante triple hanno messo quest'oggi? Chiedo subito al nostro Papura.
Seth Torres che ha realizzato la bellezza di 17 canestri da 3 e 13 canestri da 2, il che la dice lunga. Enrico Casu palla in mano, si aspetta l'uscita di Trucchetti, riceve adesso, finta la tripla, 14 triple tra Casu e Trucchetti, se la prende Trucchetti, la sbaglia, Casu a rimbalzo stoppato da Ubalek. E poi Merella, fallo subito. Quinto fallo di Enrico Casu. Quarto, chiedo scusa. È arrivato stanco in questo finale Stefano Trucchetti. Stanco anche Giri Ubalek, ma ha messo sul piatto una gran prestazione in questo overtime. Capitano Merella stanchissimo, sbaglia il primo. C'è ancora vita per la Seth Torres. Merella dentro col secondo. 2 possessi pieni di vantaggio fra le squadre. Adesso Trucchetti chiamato al miracolo. Taglio per Panay nell'angolo. Marco Piredda si alza da 3. -3, non è mai finita con questi ragazzi. E adesso provano a difendere. Puggioni 9-6-9-9. Verlik chiuso, palla sotto. Cabras contro Panay. Cabras, fallo. E adesso è essenziale mettere almeno un libero. Non trema! Non trema! La mano di Matteo Cabras. Che partita del numero 13. 2 possessi tra le squadre, era importante il primo, sbaglia il secondo, Ubalek a rimbalzo. Si rimane lì Puggioni per Cabras. Game, set e match. Matteo Cabras probabilmente chiude la serie. Usiamo il condizionale perché non è mai scontato con questi ragazzi. Attenzione Piredda, Casu torna da Piredda nell'angolo. Marco Piredda, tripla dentro anche questa. 9-9-102, fallo immediato. Canestro di Cabras che è fondamentale. Non è mai finita questa partita, non è mai finita. Dentro il primo, Stefano Puggioni, 103esimo punto della Line of View. Sbaglia il secondo, Piredda rimbalzo, Casu, 15 secondi, Casu, fallo di Verlik, 2 liberi. Tanto Matteo Cabras col canestro in precedenza è solita quota 13. Grande partita di Matteo Cabras. 14 secondi alla fine e c'è il 14 in lunetta. 100 a 103, 100° punto da Seth Torres. Vediamo se adesso Enrico Casu sbaglia o realizza. Con un rimbalzista come Ubalek e uno come Cabras sarà difficile per la Seth Torres. Tutta la concentrazione, Enrico Casu va per segnare e segna. -2 Seth Torres, Puggioni per Ubalek, non riesce a far fallo Sennori, attenzione, il cronometro sta per andare a 0. Bravissimo Matteo Cabras in questo caso, davvero James Harden. Sente il contatto, si alza da 3, saranno 3 tiri liberi. E finisce la partita Enrico Casu. Forse, vediamo se è suo il fallo di Panay.
Raffo che è in un angolo in panchina, disperato il numero 3. Sbaglia il primo però Matteo Cabras. Ma quando mai finisce questa partita? Mai e poi mai. Attenzione, perché se dovesse sbagliare anche questo, e sbaglia anche questo. Attenzione amici a casa, attenzione. 8 secondi. E Cabras che deve segnare per mettere un possesso pieno. Dentro con il terzo. 100-103, sbagliato il punteggio del tabellone. Trucchetti allo scadere, Trucchetti con la tabella, arriva l'errore, il rimbalzo di Verlik. E la Innovius Sennori sbanca il Palaserra di Migni e si aggiudica gara 2 per 104-101. E ancora una volta la Torres ha avuto la palla per pareggiare. La tripla di Trucchetti si è stampata sul ferro. Prestazione maiuscola di Stefano Trucchetti, oltre che di Enrico Casu. Ma il nostro Giri Ubalek l'ha decisa, fondamentale anche Matteo Cabras. Partita assurda. Leggiamovi un po' di tabellini. 35 Enrico Casu, 33 Trucchetti da una parte, dall'altra 36 Ubalek, 16 Cordeda, 14 Cabras, 11 Merelle, 10 Verlik. Partita sudatissima dalla Innovius Sennori. Onore alla Sef Torres che ha giocato una partita davvero sensazionale. E grazie per averci seguito. Questa partita rimarrà nella storia. Grazie alla Dinamo per averci ospitato, alla Sef Torres per l'accoglienza, grazie al nostro Polo Zero per i 40 bit, ringraziamo Nicola Bianchi per le immagini, Papura per la regia. Innovius Sennori sbanca il Palaserra di Migni, 104-101 contro un'immensa Sef Torres che saluta il campionato. Ma davvero, solo applausi per i ragazzi di Carlini e dell'H e anche tanti applausi per i ragazzi di Coach Pinas e Gianni Mozzo. 104-101 il finale del Palaserra di Migni. Grazie a tutti, a presto amici della Pallacanestro Sennori.